tema della casa oggi al centro della puntata di Screenshot. Da una parte abbiamo visto anche in questi giorni, trasmettendo direttamente da Casa Moderna, c'è la questione del super bonus che potrebbe rilanciare le quotazioni delle mura domestiche, dall'altra la riforma fiscale, in particolare del catasto, che potrebbe costituire, cercheremo di capire meglio, una mazzata per le tasche dei cittadini a partire però dal 2026. Per risolvere i nostri dubbi, per cercare di capire come va il mercato immobiliare vicino a me, oggi, questa sera mi tiene compagnia, Leonardo Piccoli, fresco di nomina anche perché è vicepresidente nazionale della FIAIP, agenti immobiliari. Sì, buonasera agli ascoltatori, buonasera Vice Domini. Sì, devo dire siamo appena rientrati dal Congresso Nazionale di Bologna, un congresso importante che ogni 4 anni stabilisce quelle che sono le cariche nazionali. Devo dire con grande orgoglio sono stato eletto vicepresidente nazionale con una delega molto pesante che è quella al turismo. Il Friuli finalmente rappresentato, insomma, da quel diciamo punto di vista. Visto che si finalmente... parla tanto di Udine che magari non è al centro dell'attenzione. No, ma infatti anche leggevo il quotidiano anche quest'oggi, devo dire, per noi regionali non è facile ricoprire dei ruoli nazionali perché ancora nell'immaginario collettivo della nazione noi rappresentiamo un piccolo puntino in alto a destra. E quindi io penso che questo sia anche un segno di grande orgoglio personale, sicuramente dove non lo nascondo, per la mia terra e anche per tutta la classe dirigente di questa regione. Infatti voglio condividere questo mio orgoglio con tutti i dirigenti e gli associati. Devo dire che durante il mio intervento congressuale ho ricordato questa terra, ho ricordato il terremoto, ho ricordato i 45 anni del terremoto e ho ricordato che l'unitarietà molte volte fa bene. Perché io ricordo che in quell'epoca... Parole sante in questo momento, piuttosto che la divisione. Insomma, esattamente, abbiamo indossato tutti quanti la stessa maglia, abbiamo guardato verso veramente un'unica direzione e devo dire che la ricostruzione è sotto gli occhi di tutti. Quindi ho portato questo esempio e ne vado veramente orgoglioso e devo dire che c'è stata una grande acclamazione su questo. Ce ne parlerà anche un po' di questa delega al turismo, cercando di capire, visto che si è anche concluso il mese estivo, ai noi, visto che già siamo stati riportati con il freddo all'autunno, perché cercare di capire anche quanta voglia c'è di acquistare una casa al mare, ma questo ce lo spiegherà dopo. Quei temi invece che sono molto importanti in questo momento, uno riguarda il super bonus, un'occasione diciamo imperdibile come tutti gli altri bonus, mai come quest'anno, possiamo dire questo 2021, però su questo c'è il peso anche, da una parte del rincaro delle materie prime, dall'altra la difficoltà di trovare personale, addirittura noi abbiamo sentito a qualche azienda che gli manca anche l'impalcatura per poter affrontare i lavori, tutto vero? Sì, è tutto vero e noi come federazione diciamo questa prospettiva l'avevamo anticipata. L'avevamo anticipata semplicemente pensando che in così poco tempo, aumentando la domanda per quanto riguarda la cantieristica, quindi quello che è la manodopera, e di conseguenza i materiali, era chiaro che comunque ci trovavamo di fronte ad un imbuto che siamo arrivati. Infatti di questo noi come federazione a Bologna ne abbiamo parlato al congresso. La proposta che abbiamo presentato al Presidente Draghi è quella comunque di rendere possibilmente strutturale questo tipo di intervento edilizio per dare la possibilità comunque alle imprese di organizzarsi, ai materiali di non creare quelli che sono surplus di domanda e quindi andando a penalizzare i consumatori, evidentemente una struttura nel tempo per quanto riguarda il super bonus che non sia il 110, perché ricordiamo tutti che il 110 è sicuramente un bellissimo titolo, ma sono comunque denari che allo Stato pesano. Per cui renderlo strutturale con delle percentuali diverse, anche inferiori, io penso possa essere una cosa molto buona. Ad oggi il risultato è che l'abbiamo prorogato a tutto il 2023 ed è già positivo. Per il super bonus, quindi rendere anche, che ne so, il bonus ristrutturazioni, bonus facciata, bonus mobili, tutto, faccio un esempio, un'aliquota del 75%. Potrebbe essere un'idea percorribile, secondo me è anche molto interessante per quanto riguarda, ripeto, l'accompagnare questo tipo di ripartenza economica post pandemia, che devo dire ha fatto segnare ad oggi dei punti in percentuali molto importanti. Ricordo il 6% non è un dato banale, è un dato trascinato comunque dal mondo immobiliare, in particolare dalla cantieristica, che tu prima ricordavi, dalle transazioni immobiliari e poi da quello che è comunque il manifatturiero, che comunque in questo momento attraverso l'export ha fatto sì che questa economia finalmente italiana possa ripartire.
Quindi ecco, andare a incidere adesso sul mercato immobiliare edilizio con dei provvedimenti come quello che è stato ventilato per esempio della riforma del catasto lo troviamo veramente fuori luogo, invece questo è un settore Infatti che lei va ci spiegherà un po' sostenuto. cosa vuol dire questa riforma del Certo. catasto, perché tante persone magari non hanno bene sensazione di che cosa voglia dire, no? Perché qualcuno immagina catasto, magari può immaginare anche quando arrivò la mazzata dell'IMU, dell'ICI ai tempi di Monti e magari non si vuole ritrovare in quel tipo di situazione. Prima però le chiedevo, visto che sento che lei è anche amante dei numeri, un po' se il mercato immobiliare ha risentito delle super bonus, di tutte queste agevolazioni, in che termini sul 2020 piuttosto che sul 2019? Che Beh, numeri ci sono? il dato incredibile è che il 2020, un anno particolare, complicato, comunque questa regione ha chiuso al primo posto in Italia per il numero di compravendite residenziali sul dato legato agli abitanti, quindi al primo posto per compravendite su 100.000 abitanti. Questo ha dimostrato che questa regione veramente la cultura del mattone è molto forte. Poi è arrivato il 2021 e il dato dell'ultimo trimestre, che poi è il secondo, per cui si chiude a giugno, devo dire è stato incredibile. Ha fatto segnare un 27% in più di compravendite in campo residenziale, ma non sul 2020, che chiaramente essendo un anno particolare non è comparabile, ma sul 2019, che è stato comunque già un anno molto importante, ha fatto segnare il 27% in più. Rapportato al 2020 sarebbe stato il 60% in più. Quindi il mattone, e qui vedo anche il titolo, il ballo del mattone, Sì. direi il ballo è un ballo sicuramente veloce, i dati anche degli ultimi periodi stanno confermando È un questa tango, crescita. mettiamola che è un tango, dai. Si balla Esatto, beh direi un bel valzer veloce, Sì. un valzer veloce che sta continuando, spinto sicuramente dai bonus, spinto dai provvedimenti del governo centrale, mi riferisco in particolare a quelli che sono le giovani coppie, gli under 36, che in questo Ecco, spieghiamo un momento... po' quali possono essere le occasioni che si possono trovare, che tante persone magari non percepiscono e non sanno, no? Perché in mezzo tra agevolazioni No, e allora, fisco magari non ha ben presente che ci sono delle agevolazioni per cui si può comprare casa in questo momento. allora, innanzitutto la spinta viene data sicuramente da quello che è il mondo del credito, partiamo da questo che è molto importante, perché molte volte la capienza diciamo, del prezzo non tutti hanno la disponibilità e quindi devono comunque contrarre quello che è un finanziamento, un mutuo. I tassi oggi sono veramente ai minimi storici. Avremo un rimbalzo sicuramente di quello che è il tasso fisso, perché abbiamo anche dei dati sull'inflazione e quindi i prezzi iniziano ad aumentare. Quindi Combina ci sarà, tasso fisso o tasso variabile? in questo momento vale il fisso sui 25 anni penso sia la condizione migliore di grande stabilità, però poi dipende molto dalla redditività e dal mondo del lavoro del contribuente, se è un lavoro fisso, un lavoro autonomo, per cui ecco, però in questo momento mi sentirei di dire sicuramente un fisso a 25 anni e anche spingerlo oltre 30 anni se uno è una coppia giovane. E quindi questo è una cosa fondamentale. I tassi, ripeto, sono bassissimi. Devo dire che poi questa emergenza sanitaria ci ha riconsegnato anche un modo di vedere il mondo diverso da prima, dove prima la mobilità, il girare il mondo, la scoperta di luoghi diversi e molte volte l'esterofilia ci portava ad una visione completamente diversa da quella che invece è oggi. Abbiamo riscoperto la casa, Oggi il abbiamo focolare. riscoperto la casa, la stabilità e il fatto di sentirsi maggiormente sicuri proprio nella nostra regione, nella nostra nazione. Quindi c'è stato, devo dire, da parte dei millennials una riscoperta dell'acquisto immobiliare importante, spinto anche dal provvedimento governativo che ha di fatto annullato tutte le tasse per quanto riguarda l'acquisto dei giovani under 36. Quindi l'influsso di Draghi si è fatto sentire. Si è fatto sentire benissimo e Draghi con questo provvedimento finalmente sta governando quello che noi da tempo diciamo essere l'emancipazione giovanile, cioè rendere questi ragazzi autonomi attraverso l'acquisto del proprio immobile in modo tale che permetta questo permette loro appunto di creare una famiglia, di fare dei figli di cui, ripeto, tanto ma tanto abbiamo bisogno. Non ultimo, il mercato immobiliare è spinto anche da una cosa molto importante che è la preoccupazione dei risparmiatori i quali erano abituati ad avere delle rendite finanziarie molto importanti. Oggi il mondo finanziario non garantisce redditività importanti e devo dire che il mercato del mattone oggi con il 3,5-4% lordo
che poi comunque si trasforma in un trenetto considerando le cedolari secche e quindi comunque quelle agevolazioni fiscali, devo dire, è una risposta importante per quello che sono i risparmi e sappiamo quanto siano importanti i risparmi. Ecco, questo poi ha spinto anche una cosa importante, l'acquisto delle seconde case. Stavamo vedendo i dati e le seconde case hanno avuto un aumento esponenziale dall'inizio dell'anno. Siamo circa al 13% in più di compravendite rispetto al 2020. E questo proprio dettato dal fatto di vedere quella seconda casa non tanto come una redditività, ma vederla come un qualcosa da utilizzare per i fine settimana, le vacanze, le ferie, Ma sono gli ma anche italiani per che acquistano oppure sono italiani. anche stranieri? Italiani, Perché qua entra in gioco la questione del turismo di cui sì, accennavamo italiani. prima, no? Italiani perché, ripeto, mantenersi all'interno dei confini nazionali ci dà una sicurezza che in questo momento, devo Quindi dire... qualche soldo risparmiato ha fatto pensare a qualcuno che in questo momento la casa riesce a dare una rendita maggiore, si ritorna a pensare come investimento e quindi dove vado a investire? Vado a investire in una seconda casa, magari anche per i figli, un domani, per i nipoti. Poi questo fenomeno ha fatto sì che siamo usciti dai mercati tradizionali che noi tutti conosciamo, che sono i mercati balneari di Lignano, di Grado, oppure di Sappada, del Tarvisiano, di Camporosso, della montagna, ma siamo andati anche, le domande vedo che pervengono anche in località dimenticate dal mercato immobiliare, mi riferisco a quello che è comunque la Carnia, le valli del Natisone, quindi l'acquisto comunque, devo dire, a dei prezzi che non sono aumentati, quindi i prezzi non stanno scendendo ma non stanno aumentando, a parte 2 o 3 località dove la domanda è molto importante. Dobbiamo attenderci una salita da adesso. Secondo me in alcune località che stiamo monitorando, vi posso anche anticipare quali, notiamo un aumento dei prezzi di circa il 5-10%. Ci dica quale allora? E allora devo dire, abbiamo Grado e abbiamo il Lignano per quanto riguarda il lungomare, Trieste e le zone delle rive, la zona di Cavana e devo dire anche la montagna con Camporosso e Sappada che cominciano a diventare gettonatissime e quindi la domanda chiaramente fa impennare quello che sono i valori. Se la domanda insomma fa impennare quelli che sono i valori vuol dire che il turismo poi non è tanto da buttare qua in Friuli Venezia Giulia, anzi... Beh, turismo legato alla qualità della vita, devo dire, è una modalità di vivere la vita diversa da quello che pensavamo 19 mesi fa. Piccoli, andiamo in pubblicità e poi torniamo parlando sempre di case, ma dobbiamo parlare di questa riforma catastale che mi sa che non vi trova tanto d'accordo. Pubblicità. Bentornati in diretta con Screenshot, se volete acquistare casa o venderla abbiamo qui l'uomo giusto per voi. Leonardo Piccoli, vicepresidente nazionale della FIAIP, agenti immobiliari, per parlare anche dei grandi temi che un po' stanno coinvolgendo questo mondo dell'immobiliare della casa. Ne abbiamo già parlato fino adesso, abbiamo parlato del super bonus e degli altri bonus, delle varie agevolazioni, ma anche di come stanno aumentando le quotazioni delle case in alcune, soprattutto in alcune località, soprattutto turistiche. Però c'è la questione della riforma catastale. Di che cosa si tratta innanzitutto? Perché la gente... immagino 9 su 10 non riesce a capire e anche quali potrebbero essere ricadute. Metto un incipit, anzi dicendo che è dal 2026, quindi non è da preoccuparsi subito. Diciamo, per spiegare tecnicamente è complicato, cercherò di usare dei termini molto comprensibili. In realtà è come avere un vestito e quel vestito, voi sapete quando andate a comprare un vestito, ha un prezzo. Bene, il catasto è la stessa cosa, quindi un immobile ha un prezzo. È chiaro questo prezzo oggi i governanti, chi ha responsabilità di governo, non lo ritiene più adeguato all'attualità. E su questo siamo perfettamente d'accordo. Quindi io personalmente, in linea di principio, la riforma del catasto o la riforma dei prezzi di quel vestito, mi trova anche la nostra federazione completamente d'accordo. Quello che contestiamo un attimo è che è il momento sbagliato per parlare di questo tipo di riforma molto importante, perché il clima di ingiusta aspettativa negativa che viene creato, perché in questo momento si crea soltanto un'aspettativa negativa, in realtà entrerà in vigore tra 5 anni. Però il fatto stesso di, diciamo così, ipotizzare una riforma che porterà a un aumento di tasse al mercato, che ripeto oggi essere
un ballo molto veloce, l'abbiamo detto prima, sta andando molto bene, sta trainando il PIL nazionale e le previsioni anche per il 22 sono molto buone, ecco, lo troviamo fuori luogo. È chiaro Come che creare però... un allarmismo e Esatto, cercare è chiaro che l'Europa nel momento in cui farà un click e arriveranno un bonifico con tanti miliardi all'Italia, è evidente che l'Europa ha chiesto delle riforme, tra cui questa. Ecco, qui dobbiamo essere molto chiari. Noi come federazione, ripeto, siamo disponibili a lavorare con il governo, con l'Agenzia delle Entrate, con le categorie, per rendere questa riforma sicuramente un abito moderno con un prezzo moderno. Però ricordiamo anche che dal 2011 il mercato immobiliare ha subito un aumento importante con il governo Monti. Siamo passati da 9 miliardi di imposizione fiscale a 25 miliardi e ricordo essere aumentato del 65%. Con il risultato che abbiamo visto tutti quanti, ci sono stati 5 anni veramente di un clima da Vietnam sul mercato immobiliare, sì. Quindi questo errore non dobbiamo commetterlo, per cui noi personalmente lavoreremo sui tavoli, cercheremo di monitorare questa cosa, abbiamo già dei numeri. Allora, innanzitutto noi pensiamo che prima di parlare di una riforma che venga messa a terra e che tocchi le tasche, dobbiamo iniziare a parlare di quelle che sono le case fantasma, perché noi pensiamo che prima dobbiamo regolarizzare e poi eventualmente tassare. Vi do alcuni numeri per capire a livello nazionale l'attuale, il momento. L'agenzia grosso modo ha già dei numeri, ha già delle comparazioni e oggi abbiamo circa 2 milioni di particelle che sfuggono a quello che è il fisco, delle quali 1.200.000 unità immobiliari. Se andiamo anche a vedere dall'alto e guardare un po' questa nostra Italia, vediamo che per quanto riguarda il nord abbiamo 28 milioni di unità immobiliari e le fantasma dovrebbero essere di circa il 2%. Poi scendiamo al centro, abbiamo 10 milioni di unità immobiliari censite e la percentuale comincia ad alzarsi, siamo al 3,3%. Poi scendiamo ancora e arriviamo a quello che è il sud, abbiamo 18 milioni di unità immobiliari, per cui la parte oggi che non trova corrispondenza è di circa il 6,6%, che vuol dire circa 1.200.000 unità immobiliari al sud. Allora, io adesso non faccio discriminazioni, non le voglio fare, però l'invito è che adesso gli strumenti ci sono, qui si tratta di partire col piede giusto, regolamentare quello che è il vestito di tutti gli italiani, quindi toglierlo dall'armadio nascosto e metterlo alla luce, e dopodiché possiamo parlare di una riforma che deve tener conto anche di alcune oggi differenze che ci sono. Io vi faccio anche un esempio per dimostrare che tutto sommato questa riforma non è sbagliata. Prendiamo un appartamento, siamo a Udine, a Paderno, una 2, classe 2, perché ogni appartamento ha una categoria e una classe e una rendita. E prendiamo lo stesso appartamento a Roma in Viale del Corso, A2, classe 2. E abbiamo già la prima stortura, perché l'appartamento di Paderno ha una valutazione dal punto di vista fiscale di 70.000 euro ed il suo valore di mercato è di 120.000 euro. Stesso appartamento a Roma, abbiamo una rendita catastale per cui un valore patrimoniale di 160.000 euro, ma un valore di mercato di 1,5 milioni di euro. Quindi è evidente che su questo dobbiamo intervenire perché noi crediamo all'equità, ma crediamo anche che oggi la casa sicuramente dovrà avere una riforma che metta gli scontrini al posto giusto, ma riteniamo che la tassazione vada rivista complessivamente e non ci si debba fermare soltanto alla riforma del catasto. Noi riteniamo come federazione che oggi dobbiamo fare una grande rivoluzione dal punto di vista di una riforma, io la chiamo fiscale e non catastale, che abbia la capacità di tassare quelle che sono le rendite e non il patrimonio. Perché faccio una domanda anche a chi ci sta ascoltando. Quante sono oggi le case vuote che non producono alcuna rendita? Però dal punto di vista fiscale sulla dichiarazione IRPEF e sull'IMU qualcosa dobbiamo pagare. Queste sono patrimoniali. Io penso che oggi una comunità moderna debba guardare invece a quello che è l'equità fiscale attraverso la tassazione sulle rendite. Però c'è tempo, noi ci stiamo lavorando, adesso riportiamo l'argomento sulla città di Udine, su cui io faccio parte anche del tavolo territoriale e vi devo dire la verità.
si faccia la riforma o non si faccia la riforma, oggi il tavolo di Udine ha lavorato molto bene, abbiamo individuato delle zone censuarie che sono zone di mercato, cui abbiamo attribuito già dei valori reali, per cui devo dire che l'impatto della riforma, se alcuni titoli di giornali hanno parlato di un circa il 40% in più di tassazione tra l'IMU, le imposte sull'IRPEF e le imposte per quanto riguarda l'acquisto, devo dire che per quanto riguarda la nostra città, la nostra provincia, potete stare tranquilli che tutto questo non succederà. Senta, è il tempo giusto questo per comprare o vendere? Allora è chiaro che nel momento in cui Cosa lei mi fa una domanda del genere... Cosa dovremmo attenderci? Perché io devo parlare anche Chiaro. diciamo, a chi l'ascolta. È chiaro che in questo momento lei mi ha fatto la domanda ponendomi davanti due persone che hanno due esigenze diverse. Uno è l'acquirente, uno è il venditore. In realtà sono la stessa persona magari, una che vende e poi la stessa che deve comprare. Questo è il momento sicuramente per acquistare, questo non c'è ombra di dubbio, e quindi è un momento storico, io penso irripetibile per acquistare. È chiaro che se io dovessi vendere un immobile, devo sempre fare comunque una valutazione cercando di capire quell'immobile dove è ubicato, capire il livello di domanda che c'è, perché nel momento in cui la domanda in quella località, in quel comune, per tanti motivi, i servizi, i trasporti pubblici, la distanza, diciamo così, alle metropoli, eccetera, e la domanda non c'è, è evidente che il venditore dovrebbe fare un pensierino e magari guardare, ecco che ritorno da dove siamo partiti, a quel mercato turistico che devo dire qui in Regione, e leggevo anche oggi alcuni dati, io confermo che è stata una stagione incredibile, una stagione paragonabile anche osservando quelle che sono le tasse di soggiorno al 2019, quindi c'è stata una grande reazione da parte di questa Regione, da parte anche della classe politica di questa Regione. Ecco, però il turismo che io vedo, che noi vediamo, e da questo osservatorio privilegiato che dovrò iniziare adesso ad operare, quindi guardando l'Italia, non soltanto la mia regione, ma guardandola interamente, devo dire che abbiamo dei numeri importanti per quanto riguarda il turismo extraalberghiero e quindi la locazione per quanto riguarda gli affitti brevi di appartamenti e di case. Quindi una risposta a tutte quelle case che oggi ricordo essere soltanto in questa regione 80.000, lo ricordo spesso con le luci spente, ma a livello nazionale, quando ho visto il dato dell'incredibile, sono 3.800.000 case con le luci spente, la maggior parte in località dimenticate dai mercati. Ecco, il turismo io penso possa essere una risposta per tutti quei proprietari che vogliono trovare una casa in quei mercati e trovare una redditività negli affitti brevi, che saranno sicuramente nel prossimo futuro quella cosa che darà soddisfazione al mercato, perché ricordo che negli ultimi 3 anni da 500.000 contratti annui siamo passati nel 2021 a 1,5 milioni di contratti di affitti brevi. Quindi io vedo, ripeto, il ballo del mattone è un ballo molto allegro, qualcuno chiaramente cercherà attraverso dei titoli e attraverso queste riforme di creare un po' di fumo, però io vedo che nei prossimi anni questo mercato sarà una parte del mercato che trascinerà il PIL di questa nazione e quindi veramente questo recupero di cui tutti quanti ne sentiamo la necessità. Senta, le faccio una domanda, manca un minuto scarso, una domanda generica, visto che il tema ovviamente in questo momento sono cortei, scioperi, Green Pass. Lei è preoccupato un po' per la tenuta del Paese? Ma allora io osservando quello che sta succedendo anche non lontano da noi, magari in questa regione, e vedere che un'intera classe politica a livello regionale, a livello nazionale viene tenuta sotto scacco da 400 persone che io rispettabili, portuali di Trieste, beh questo chiaramente mi fa pensare sicuramente qualcosa. Perché queste piazze poi piene, devo dire, di persone che comunque la pensano in maniera legittima, io non discuto, non sono un sanitario, però secondo me sono anche irrispettose nei confronti di persone come mi ritengo essere io e molti altri che hanno seguito quelli che sono i consigli della sanità, hanno fatto i vaccini e oggi grazie a queste persone noi stiamo ripartendo. Ricordo che a Bologna al congresso eravamo in 1000 delegati nazionali, ci siamo trovati, abbiamo tutti quanti seguito delle regole molto precise e grazie a questo la democrazia ha acceso di nuovo le luci perché abbiamo potuto finalmente dopo 18 mesi ritrovarsi. Quindi rispetto tutti, però rispetto maggiormente la maggior parte degli italiani e dei friulani che invece la pensano diversamente e che non urlano, non alzano la voce e non scendono in piazza. Non è il mio un invito a scendere in piazza, è soltanto una considerazione.
Io la ringrazio Leonardo Piccoli per essere venuto a trovarci, bocca al lupo per il suo incarico da vicepresidente. Grazie dell'invito. Bene, noi torniamo con Screenshot domani, ci sarà Daniele Micheluzzi e poi ci ritroveremo direttamente venerdì, sempre alle 19:45. Grazie, arrivederci.